Momenti differenti, stessa situazione di classifica, l'anticipo della nona giornata è un bivio che può dare grande energia tanto alle ambizioni di Treviso quanto a quelle di Pistoia. Pascal che ha la mano per tirare da lì, la mette Eric Pascal. Olisevicius, serie di balletti sul perno, morbidissimo rilascio di mano destra. Onesti intanto splendida giocata per aprire l'autostrada. Treviso gliela lascia, la sbarra del telepass alzata. Treviso ricuce un minimo a -5, prova a ricacciarla indietro Rowan. Una mezzanotte contro Rowan in allontanamento, canestro di grande pulizia cestistica. E di là Maurice Kemp Jr., versione Plastic Man, a cancellare Polycap. Ancora per Michael Forrest, si va da Pascal che prende, tira, segna, Eric Pascal! Si va a volare ad alta quota con Alston che la inchioda a due mani. We got to rebound a little bit better. You know, we keep rebounding and keep running, keep playing as a team, and we'll be all right in the second half. Fa vedere Bowman che prende, spara dalla lunga, segna. Va da Mascolo che ha spazio, se lo ritaglia dall'angolo, cerca il tiro e lo trova Bruno Mascolo. Di là con Kemp come una furia della rosa in angolo da Rowan che ha spazio, sua sentenza. La chiede Pascal, la ottiene contro Pellegrino, tira forza, segna Eric Pascal. Va di là con Mascolo che ha un po' di spazio per andare dentro e trovare il canestro della parità a quota 67. Rowan ora contro Makura, va dentro da Silins e poi a ribadire come un falco Maurice Kemp Jr. Di voglia, va in angolo per il tiro da 3 punti importantissimo, Carlis Silins. Olisevicius finta la tripla, prova a chiudere in qualche modo Criston. Gran recupero di Mascolo che centra in pieno anche un cameraman, c'è Alston di là. Si arresta dalla media distanza, sapiente gestione dello spazio a disposizione Bruno Mascolo. Makura che alza per Alston, dice che non è ancora il momento di festeggiare Rowan e allora si va di là con Pascal che prende, spara, segna, ancora Eric Pascal, una mitraglia, 23 per lui. E ora Mascolo, attenzione alla grande giocata di Mascolo. Pallaccia di Olisevicius, occhio che c'è ancora storia ragazzi. Kemp va a schiacciare, -3 Pistoia. E ora attenzione, Olisevicius la butta via ancora dalla rosa, può mettere la tripla del pareggio, mamma mia! Mamma mia! Che
Che cosa ha sbagliato Pistoia? Che cosa ha sbagliato Treviso? Treviso vince nel modo più rocambolesco e impronosticabile. Yes, I'm happy for the team because in the tough moment we stick together and play like a team.